Gentili telespettatori, buongiorno e ben ritrovati in diretta in compagnia di Ore 13 nella puntata di oggi dedicata alla salute. Con gli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana parleremo di tumori urologici molto diffusi ma purtroppo ancora poco conosciuti. Ecco perché la multidisciplinarietà oggi è una inevitabile necessità, non soltanto una semplice opzione. Richiede infatti che tutti gli specialisti, poi ne parleremo nel corso della puntata di oggi, lavorino in team e che siano costantemente informati anche sulle novità scientifiche e sulle innovazioni tecnologiche. Questo è l'argomento di oggi, ne parleremo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Salvatore Valerio, primario dell'unità di operativa complessa di urologia all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Ben trovato. Do il benvenuto anche al dottor Gianluca Piccoli, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Buongiorno. Ben trovato anche a lei. Grazie. Ricordo a voi telespettatori da casa che siamo in diretta, dunque aspettiamo le vostre domande proprio su questo tema, capirete poi ancora meglio di cosa stiamo parlando dalle prime domande. Il numero lo vedete in sovraimpressione ed è lo 0422 1626 798. Dottor Valerio, parto proprio da lei. Che cosa sono i tumori urologici di cui si sente spesso parlare ma come abbiamo detto forse sono ancora un po' poco conosciuti? Beh, i tumori urologici ovviamente ci si riferisce ai tumori maligni, colpiscono indistintamente tutto l'apparato urinario e genitale. Noi abbiamo ormai il triste primato del tumore, parlando del maschio, del tumore della prostata, che ormai è il primo tumore maligno, con il 20% in percentuale, seguito poi da il polmone e colon retto. Poi ci sono i tumori uroteriali, vescica, delle vie urinarie in genere, fino ad arrivare al tumore del rene, che rappresenta un 5% delle neoplasie maligne dell'apparato urinario. Ecco, abbiamo quindi spiegato un po' qual è l'incidenza. A partire da quali età i pazienti possono essere più soggetti a sviluppare queste patologie? Beh, i tumori in genere, i maligni, possono colpire indistintamente tutte le età. È ovvio che i tumori genitali, mi riferisco ad esempio a quelli del testicolo, sono più tipicamente incidenti dell'età giovanile purtroppo. Ma anche gli altri tumori possono incidere in età ormai considerate giovani e questo dipende sia da stile di vita che da fattori ereditari. Ad esempio il tumore della prostata ha questo tipo di caratteristica come alcuni tumori del rene. Quindi c'è una certa familiarità, è una patologia congenita, potremmo dire così? No, è una patologia che l'ereditarietà aumenta il rischio. Ci sono degli studi genetici ormai ampiamente studiati dalla comunità internazionale che hanno riconosciuto in alcuni fattori genetici l'incidenza di questo tipo di neoplasia. E poi ci sono gli stili di vita, cioè gli esotossici, si parla di fumo, alcol, gli ambienti in cui si vive e lavora e via dicendo. In genere sono più tipici del mondo occidentale, legati a stile di vita occidentale. È corretto dire che si è abbassata l'età in cui si verificano, si riscontrano queste patologie? Assolutamente sì. Noi ormai iniziamo a consigliare, questo lo sottolineo con opportuna importanza, i pazienti che hanno un genitore o uno zio con tumore della prostata hanno un rischio, i pazienti cinquantenni, 45-50 anni, raddoppiato rispetto a una popolazione normale, di sviluppare un tumore della prostata nel corso del tempo. Senta, sono malattie subdole perché sono prevalentemente asintomatiche, il che vuol dire che il paziente non riscontra dei sintomi. Assolutamente sì, perché ad esempio nella prostata nel tumore della prostata può simulare l'ipertrofia prostatica benigna.
Il tumore del rene è assolutamente tardivo perché o è un riscontro occasionale in corso di, non so, ecografia fatta per altri motivi, perché ha uno sviluppo posteriore nel retroperitoneo, per cui è favorita la crescita di queste neoformazioni. Addirittura arriva gente da noi per il mal di schiena che poi si va a verificare, sono delle metastasi ossee, per intenderci. Certo. Dottor Piccoli, è vero anche però che negli ultimi anni è cambiata la strategia con cui insomma, si va incontro a queste patologie, nel senso si riscontrano, si diagnosticano, si curano? È corretto? Certo, assolutamente. La radiologia e in generale la diagnostica per immagini in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante, a partire dall'esame che in genere viene utilizzato come primo livello con l'ecografia. Oggi l'ecografia ha delle capacità diagnostiche veramente in forte sviluppo, grazie anche all'utilizzo del mezzo di contrasto, un'ecografia che fino a qualche anno fa non esisteva. E poi, per arrivare poi a parlare della TAC, che è un cardine della diagnostica nei tumori, diciamo, dell'apparato urogenitale, e poi l'esame che è chiamato di terzo livello, quindi che viene utilizzato solo quando non si è arrivati a una diagnosi di certezza con gli esami di primo e secondo livello, quindi ecografia e TAC, che è la risonanza magnetica, che è un esame più complesso, più costoso e che va riservato solo appunto ad alcuni pazienti. Poi la radiologia, che oggi non è più solo diagnostica, ma si chiama anche radiologia interventistica, ha avuto uno sviluppo anche nel trattamento mini-invasivo, che poi potremo, diciamo, vedere nel corso della trasmissione, anche per andare a fare dei trattamenti, diciamo, non chirurgici dei tumori dell'apparato urogenitale. Quindi la medicina ha fatto in questi anni comunque molti passi in avanti e sta proseguendo, mi pare di capire, anche nella sua evoluzione. Sì, sia in termini diagnostici che terapeutici, ma sicuramente il futuro, nel futuro ci attendono ulteriori sviluppi, il futuro molto prossimo, come, diciamo, l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale in generale nella radiologia, che potrà aiutare il radiologo, diciamo, nel diagnosticare e refertare gli esami, soprattutto TAC e risonanza magnetica. Non solo in radiologia ma anche in urologia, insomma, si fanno grandi passi in avanti costantemente, la medicina è sempre in evoluzione. Assolutamente sì. Noi abbiamo ormai un indirizzo specialistico mini-invasivo, si definisce. Abbiamo la fortuna e il privilegio di avere un'azienda che ci ha avvantaggiato in questo, acquistando ovviamente tutta la tecnologia con la laparoscopia 3D, che ha la stessa visione della robotica. L'unica differenza è che noi lavoriamo in piedi, i colleghi lavorano seduti. Loro avranno l'ernia cervicale e l'ernia lombare, però il laser, ad esempio, per i tumori della via genitale o anche per l'iperpatologia benigna, cioè, siamo dotati di mezzi per cui si riduce il costo del paziente per la società, sia per una riduzione in termini di degenza, e si riduce anche ovviamente gli svantaggi per il paziente, che ha meno dolore e rapidamente torna a casa sua dove sta meglio. Certo, certamente. Abbiamo una telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giusy, insomma, a parte ma chiamino centro. Buongiorno Giusy, ci dica. Prostata. Ci dica. Mi hanno fatto una domanda: se l'uomo può accorgersi anche con l'esame del PSA oppure conta poco quello? Ecco, questa è la sua domanda, grazie Giusy. Giusy ha un po' anticipato quello che volevamo dire più tardi, però la domanda è se con l'esame del PSA si può già scorgere qualcosa. Guardi, il PSA è un esame che intanto spieghiamo, ecco, l'antigene prostatico specifico, e se posso essere più comprensibile, è un segnale che ci informa sul fatto che c'è qualcosa che non va. Un esame del sangue che si fa rapidamente, ma che
ha portato nel corso del tempo, soprattutto nella società americana, a dei disastri, perché un eccessivo ricorso di PSA ha creato un allarmismo per cui tutti i pazienti erano portati a pensare di sviluppare un tumore della prostata. Questo non è. Si parla ormai di uno screening opportunistico. Cosa vuol dire? Vuol dire informare il paziente che giunge in ambulatorio: guarda, io ti faccio il PSA, ma se questo risulta alterato può dipendere se sei andato in bicicletta, se hai avuto un rapporto sessuale negli ultimi 2 giorni, cioè se hai un'ipertrofia prostatica, cioè può essere alterato da una serie di condizioni così varie che non è assolutamente ascrivibile solo al tumore, ma nello stesso tempo ci aiuta a fare molte più diagnosi precoci e quindi molta più prevenzione. È un esame che si fa semplicemente con un prelievo del sangue, sì. Quando abbiamo, però mi sembra di capire quindi che il valore può essere indicativo ma fino a un certo punto, il valore di quel PSA, no? Guardi, il valore normale è considerato fino a 4, però fino a 4 mg su decilitro, però il problema qual è? Bisogna considerare di volta in volta la storia del paziente ed i sintomi. Ad esempio gli americani, un paziente che ha un PSA superiore a 2 e qualcosa, con una familiarità positiva, intorno ai 50 anni già procedono con delle manovre invasive, c'è una biopsia. Questo bisogna capire da cosa è indotto, da fattori di mercato, nel senso da opinioni pubbliche, dal fatto che c'è stato un eccessivo investimento in macchine tipo robotiche che vanno ammortizzate. È tutto un discorso un po' più complesso che coinvolge tutti gli ambiti di società. Prima di andare in pubblicità un flash, no? Perché lei dice sì, se il PSA è insomma intorno a 2, però considerando la storia clinica del paziente, la probabilità che possa sviluppare quel tipo di patologia con una familiarità positiva, a 2, ecco, aumenta. Le leggo questo dato e io vorrei che lo commentasse: 6 italiani su 10 non conoscono cosa sia la prevenzione e non la fanno. E questo è con grande dispiacere, perché la Società Italiana di Urologia si è impegnata nell'ultimo anno, credo l'abbiano vista tutti, con una campagna anche televisiva, mediatica, nello spingere le persone alla prevenzione. Noi nella Sinistra Piave ci siamo impegnati e ci impegniamo continuamente con la Lega Tumori, in particolare facendo degli appuntamenti con la popolazione, anche con le visite gratuite, cioè siamo attivamente sul territorio, ma purtroppo bisogna constatare che il più delle volte le persone vengono da noi solo perché è la moglie che trascina il marito in ambulatorio dallo specialista. Meno male che ci sono le mogli, sì. Quindi ci fermiamo per una piccola breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, torniamo a parlare di tumori urologici ma anche dei vantaggi dell'approccio multidisciplinare e tra poco vi spiegheremo ancora meglio che cosa vuol dire e come viene attuato nell'ULSS 2 Marca Trevigiana e comunque nella regione Veneto. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Silvano. Buongiorno Silvano, ci dica. Io chiamo da Mestre, volevo porre una domanda a quel medico con la barba che parlava poc'anzi. Il dottor Valerio, prego. Dottor, ecco, avevo acceso e stava già parlando, non avevo visto il suo nome. Io ho 63 anni, faccio il PSA tutti i giorni, chiedo scusa, faccio il PSA una volta all'anno e risulta negativo, però durante il giorno io faccio tanta pipì e con un flusso molto forte. Per carità, bevo anche tanta acqua, le dico bevo 2 litri d'acqua al giorno circa. Può essere un problema? No, nel senso che ovviamente la sua diuresi, cioè la quantità di urina, dipende dal fatto di quanto beve e quanto apporto idrico c'è. Chiaro è che durante l'estate, le stagioni cambia, perché d'estate lei suderà di più, quindi andrà in bagno, avrà necessità di andare in bagno di meno.
Però il fare il PSA una volta all'anno, questo io non le consiglio di trascurare un controllo urologico dai colleghi di Mestre, perché voglio dire, va in ogni caso sempre sentita la prostata. C'è una percentuale importante di pazienti che hanno una neoplasia della prostata con un PSA assolutamente normale. Ecco, non per allarmare chiaramente il nostro telespettatore, però cosa possiamo consigliare? Di rivolgersi alla prevenzione, all'urologo. Di rivolgersi al distretto di Mestre. Ovviamente sentito prima il parere del proprio medico di famiglia, che è assolutamente un baluardo nel nostro sistema sanitario, cioè è prima il medico di famiglia che deve stabilire se lei ha la necessità o meno di andare dallo specialista. Ecco, comunque il dottor Valerio appunto le consiglia poi qualche approfondimento, insomma. Grazie Silvano, speriamo di aver risposto alla sua domanda. Dottor Piccoli, poco fa parlavamo di diagnosi, come avviene allora la diagnosi di queste patologie? Allora, come dicevamo prima, dobbiamo un po' dividere a seconda dei tipi di tumori. Parlando dei tumori del rene, l'esame di base, l'esame cardine è sicuramente l'ecografia. Se parliamo poi di tumori cistici del rene, oggi l'ecografia con mezzo di contrasto è forse una delle maggiori novità che abbiamo in radiologia. Abbiamo fatto anche uno studio insieme ai colleghi urologi, parlando appunto di multidisciplinarità a riguardo del performance dell'ecografia con mezzo di contrasto, che ci sta dimostrando come questo esame sia assolutamente paritario a esami più complessi e più invasivi come la TAC e la risonanza magnetica. E comunque l'ecografia rimane l'esame di base un po' per tutti i tumori dell'apparato urogenitale, a parte quelli del tratto dell'uretere, che sono, diciamo, è un organo che si studia male in ecografia e si studia meglio sicuramente in TAC con la UroTC. Come mai si utilizza il mezzo di contrasto di cui lei parlava poco fa? Questa è un'ottima domanda. L'ecografia è un esame che ha un'ottima capacità di risoluzione spaziale, cioè vede le cose molto piccole, ma fa fatica a distinguere, diciamo così, i grigi che vengono tra tessuto normale e tessuto neoplastico. L'ecografia, il mezzo di contrasto... Quindi tra tessuto sano e quello che invece non sta bene. Il mezzo di contrasto aumenta il segnale in alcuni tipi di tumore, come quelli cistici appunto del rene, e ci consente di distinguerli. Ci sono dei pattern di comportamento ecografici, vanno ad alterare, noi diciamo, la ecostruttura della neoplasia e la rendono evidente al radiologo durante l'esame, quindi consente di aumentare, diciamo, si chiama la risoluzione di contrasto della metodica, che è bassa nell'esame di base ma che aumenta molto appunto con il mezzo di contrasto. Cosa cambia per il paziente rispetto a un'ecografia più classica? Cambia solamente che viene iniettato endovena una sostanza assolutamente inerte, a pochissime, diciamo, rispetto ai mezzi di contrasto più conosciuti dell'attacco e la risonanza, che comunque hanno pochissime, diciamo, reazioni avverse. Con l'ecografia è ancora più sicuro, diciamo. Quindi possiamo dire che non è un esame particolarmente invasivo per il paziente? No, si tratta solo di iniettare con un piccolo ago in vena questa sostanza e seguirne il comportamento all'interno del rene. Però mi sembra di capire che sia un esame principe, no? È un esame molto importante che ci consente, diciamo, con un unico esame, che ripeto è un esame di primo livello, quindi è il primo che il paziente fa dopo la valutazione dello specialista urologo, ci consente anche di chiudere direttamente la diagnosi, arrivare a una diagnosi. In altri tipi di tumori invece bisogna passare un esame di secondo o terzo livello come la TAC e la risonanza magnetica, che ricordo comunque anche queste richiedono il mezzo di contrasto spesso. Per essere più accurati, sì, quindi ecco. Sì, parlavamo poco fa, insomma, del fatto che la medicina è sempre in evoluzione. C'è qualche novità dal punto di vista diagnostico per arrivare appunto a una diagnosi di queste patologie? Allora, l'altra grande novità in termini diagnostici, diciamo, è parlando di tumori della prostata, è la risonanza multiparametrica, si chiama, della prostata, che è un esame che oggi sta avendo uno sviluppo molto importante, nel senso che la risonanza è il contrario dell'ecografia, vede male le cose piccole, però ha una grande capacità di distinguere tessuto sano da tessuto neoplastico, quindi all'interno di una prostata
che dopo una certa età è comunque a una destrutturazione del tessuto, riconoscere il tumore con l'ecografia è molto difficile. La risonanza magnetica invece ha una capacità, utilizzando poi, si chiama multiparametrica perché non si guarda un solo aspetto della prostata, ma se ne valutano diversi, sono cose molto tecniche, comunque ci sono diversi dati che vengono poi messi assieme per dare un punteggio che poi ci dice se il paziente ha una probabilità più o meno elevata di avere un tumore a livello della prostata. È un esame molto delicato e va inserito, ed è fondamentale questo, in una multidisciplinarietà con i colleghi della urologia, perché è un esame che va effettuato solo in certi pazienti e deve essere l'urologo, importantissimo, ad averli valutati e a tagliare questo esame per quel tipo di paziente. Si fa già questo tipo di esame? Si fa già da diversi anni. Nel nostro gruppo multidisciplinare c'è, diciamo, un percorso che prevede appunto l'utilizzo di questo esame in alcune categorie di pazienti quando l'urologo ne ritiene, diciamo, utile appunto eseguirlo. Allora, abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Paolo di Treviso. Buongiorno, prego Paolo. Buongiorno, allora io volevo dare una testimonianza del mio problema. Allora io da circa 3 anni sono sotto controllo perché all'inizio ho incominciato ad avere un valore del PSA attorno ai 6-7 che mi è arrivato nel giro di 3 anni fino a 17,5, sempre con risultati negativi, anche con risonanza magnetica. Adesso con l'ultimo controllo che dovrei fare tra poco, ho fatto l'ultimo esame del sangue, il PSA mi è sceso a 8. Quindi volevo solamente dire che questo PSA ha delle incognite molto molto variabili. Infatti mi trovano sempre gli esami negativi, non positivi. Tutto qua, grazie, buongiorno. Grazie Paolo. Cosa possiamo rispondere? Non fa altro che confermare quanto ho detto prima. È assolutamente importante valutare il paziente e gli esami in base a quello che è la storia clinica del paziente, sia passata che presente. E ormai è riconosciuto anche il fatto che fare il PSA dopo gli 80 anni non ha più senso, perché nel corso della vita tutti i pazienti di sesso maschile a 100 anni hanno sicuramente un tumore della prostata. Chiaro che poi bisogna valutare in base all'età e in base al tumore, perché abbiamo vari tipi di neoplasia. Sì. Quindi a cosa possiamo consigliare, ricapitolando al nostro telespettatore? Una PSA e valutazione al nostro ascoltatore, sì, bisogna continuare a fare i controlli, farsi valutare dal medico curante e, se ha la necessità, andare dallo specialista per valutare se non sia altro che causa il problema del suo innalzamento di PSA. Vorrei non integrare, ma completare il discorso che il collega faceva, che è relativo al fatto della risonanza magnetica che opportunamente ha citato il collega. Noi siamo una buona ormai indicazione quella del paziente alla risonanza magnetica. Siamo in un momento in cui ormai il ricorso a queste indagini viene mal interpretato, come se fosse la panacea di tutti, la soluzione di tutti i problemi. Come se potesse essere, insomma, un esame che ci fa scoprire di tutto e di più. Poi sono esami ad alto costo, non si può ricorrere alla risonanza per qualsiasi tipo di problema, sono indagini che vanno selezionate e indirizzate solo in casi assolutamente specifici e particolari. Per questo il ricorso allo specialista e la formazione di determinati percorsi importante. E la multidisciplinarità, nel caso del tumore della prostata che noi gestiamo in tale modo da anni, è uno degli esami più, uno degli esempi più eclatanti. Se mi è consentita una battuta per smorzare l'ambiente, io ormai metà della mia vita la vivo più col dottor Piccoli che con la mia moglie, voglio dire, perché c'è il tumore, la multidisciplinarità nel tumore della prostata, nel tumore del rene, e questo ci ha consentito di avere dei riconoscimenti anche a livello internazionale, perché abbiamo pubblicato, il collega radiologo è stato invitato in Austria a presentare i nostri casi, ma questo presuppone una
reciproca fiducia, perché questi pazienti che indicava il dottor Piccoli prima facevano un'ecografia, un TAC, dopo 6 mesi risonanza e poi un'altra TAC. Le immagini con un'ecografia risolvere tutti questi problemi con una diagnosi precisa, la fiducia reciproca che mi induce ad andare a operare un paziente con un'ecografia. Certo, chiaro. Ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità. A tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13 Salute. Abbiamo subito una telefonata pronta da ascoltare. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Con chi parliamo? Buongiorno. Pronto, buongiorno signorina, parla Gritti di Treviso, Maurizio. Prego, ci dica. Maurizio di Treviso. Prego Maurizio. Posso parlare? Sì, prego, in diretta, prego. Ecco, ascolti, io ho avuto problemi anch'io l'anno scorso alla prostata e ho avuto dei valori abbastanza alti, e da diversi mesi mi sto alimentando in una certa maniera e ho fatto gli esami 15 giorni fa, ho i valori che sono andati tutti sotto i valori normali della prostata, del PSA, tutti questi valori qua. Adesso ho fatto la flussometria, mi hanno detto che sono diventato un ragazzo di 20 anni e io ne ho 66. Chi vuole fare magari qualche domanda in più per capire o se possiamo già dare una risposta? Prego. Ecco, io volevo chiedere ai medici. Prego Maurizio, chieda. Volevo chiedere ai medici perché non parlano anche di alimentazione riguardo a questi problemi della prostata. Grazie. Guardi, perché io da quando ho cominciato a alimentarmi eliminando gli zuccheri, i carboidrati, zuccheri e pasta, patate, riso, tutti questi prodotti, mi alimento solo con proteine, che vuol dire uova, verdura e frutta. Grazie per la sua domanda. La giro a lei. Può esserci una correlazione? Sicuramente sì, ma mi pareva di averlo già accennato, nel senso che quando si parla nei corretti stili di vita, esatto, e degli esotossici, ovviamente si riferisce allo stile di vita. Adesso qua so bene che ci si addentra in un territorio un attimino tipo palude, però è certo che gli stili di vita riferiti alle abitudini alimentari di tipo occidentale, questi aumentano il rischio di sviluppare un tumore della prostata, su questo ormai è accertato. È chiaro che, voglio dire, è il prezzo, tra virgolette, che si paga al progresso, però non è assolutamente detto che sia solo l'alimentazione a essere causa. Una corretta alimentazione aumenta la sopravvivenza in genere e chiaramente è un fattore di benessere. Certo, il telespettatore diceva io mangio solo proteine. Ma secondo me rischia di avere una calcolosi, per esempio, cioè, anche l'eccesso di proteine, le carni rosse, senza criminalizzarle ovviamente, ad esempio un uso abituale quotidiano di carne rossa non è certo consigliato per determinati tipi di tumori. Ma io non capisco quando tutto il mondo viene da noi per studiare la dieta mediterranea, noi dobbiamo essere sterofili e andare a vedere la dieta di altro tipo. Diversa da quella, certo, insomma, quindi un'alimentazione varia, più varia e più sana possibile. Dottor Piccoli, poco fa parlavamo della risonanza della prostata, altre novità? Sì, l'ulteriore passo avanti è la possibilità, riallacciandomi al discorso di prima, della scarsa capacità dell'ecografia di distinguere il tessuto sano da quello malato, invece l'elevata capacità della risonanza di distinguerlo, è la fusione di immagine. Cioè, durante un esame ecografico, questa è una tecnologia della quale ci siamo dotati
la nostra azienda ci ha consentito appunto di dotarci di questa tecnologia avanzatissima. Durante un'ecografia della prostata vengono fuse sopra l'ecografia le immagini di risonanza magnetica attraverso un processo informatico molto complesso, e quindi muovendo la sonda ecografica noi vediamo la risonanza magnetica proprio in real time e riusciamo meglio a identificare qual è all'interno della prostata il nodulo più sospetto e andare a fare una biopsia guidata dall'ecografia ma vedendo le immagini della risonanza. Adesso il processo è abbastanza complesso, si chiama biopsia fusion, ecografia RM, andiamo a pungere solamente quei noduli che alla risonanza che non avremmo visto in ecografia, ma alla risonanza ci sembrano più probabilmente patologici. Quindi fusion perché è un insieme di due tipi di esami? Unisce il meglio dell'ecografia, che dicevo prima ha capacità di dettaglio di vedere le cose piccole, con il meglio della risonanza magnetica, che ha questa grande capacità intrinseca di distinguere i tessuti sani e patologici, li mette assieme per avere, diciamo, un'immagine di fusion. Questo un po' in generale in radiologia è il futuro, la fusione di immagine. Metterli assieme per mirare l'ago, poi sotto guida ecografica l'ago viene avanzato all'interno del nodulo che in risonanza sembra più, diciamo, avere alte probabilità, sospetto, esatto, per fare delle biopsie mirate. Ecco, insomma, essere ancora più accurati. Abbiamo detto, insomma, delle novità in termini diagnostici. Invece, per quanto riguarda le terapie delle malattie urologiche, c'è qualche ultima novità, qualche scoperta? Certo. Dicevo prima che oggi la radiologia non è solo diagnostica ma anche interventistica. Il radiologo utilizza, diciamo, la confidenza che ha con le metodiche di immagini come l'ecografia e la TAC per guidare degli aghi all'interno dei tumori. Questo si fa soprattutto in ambito, diciamo, urologico a livello del rene, ma anche a livello epatico si fa da molti anni. Per guidare un ago all'interno del tumore, uno o più aghi a seconda del numero dei tumori e delle dimensioni all'interno del tumore, dove vengono erogate delle energie, microonde, oppure si fa anche la crioabrazione, quindi col freddo, per andare a bruciare il tessuto neoplastico. È un intervento, diciamo, molto poco invasivo, perché, diciamo, viene fatto solamente inserendo un ago senza nessuna incisione chirurgica, che va però, diciamo, riservato ad alcuni tipi di pazienti, e sono pazienti che le indicazioni emergono dalla discussione del gruppo multidisciplinare, perché chiaramente si riserva. Quindi le due equip per arrivare a questo tipo di terapia si riuniscono, collaborano, ci ragionano su insieme, spesso sono coinvolti quasi sempre i colleghi oncologi, perché ovviamente soprattutto nella prostata sono fondamentali. Noi abbiamo la fortuna di avere dei colleghi assolutamente preparati, dei professionisti collaborativi, e ci si lavora, ci si ragiona insieme e si decide, condividendo la diagnosi insieme al paziente, perché ovviamente questo tipo di interventi a cui si riferiva il dottor Piccoli si fanno nei casi riservati, perché sono pazienti che non possono essere sottoposti ad una terapia chirurgica, cioè di eradicazione della neoplasia, ma che rischiano di averla, per cui noi dobbiamo essere pronti a intervenire in caso di complicanze. Il paziente deve condividere con noi questo rischio, ma nel suo tempo ha una possibilità in più. Pazienti che non appena viene riscontrato un tipo di tumore, in questo caso un tumore urologico, beneficiano di un percorso privilegiato. Assolutamente, assolutamente. I percorsi diagnostici terapeutici hanno portato non solo ad avere un privilegio per il paziente e soprattutto per le cure da destinare al paziente, ma a limitarne quelle che sono i disagi. Le immagini un paziente che riceve una notizia di un certo tipo, che deve poi magari andare per i vari uffici a prenotare un esame, Noi abbiamo in particolare per la prostata destinato dei canali preferenziali proprio per accorciare i tempi e i disagi per il paziente. Sono pazienti che ricevono una diagnosi spesso negativa e che hanno poi delle conseguenze della terapia che non sempre vengono accettate
a cuor leggero, insomma. Insomma, quello che è importante, che dobbiamo ribadire, è il fatto che una medicina moderna, mi sembra di capire, non può prescindere da una stretta collaborazione tra i professionisti, perché è anche vero che lavorando in team si riducono i tempi di attesa e gli esami inutili, come abbiamo detto, ma si garantisce allo stesso tempo anche dei risultati migliori ai pazienti e anche minori costi sociali. Se si vuole migliorare la qualità è un percorso assolutamente inevitabile. L'ospedale deve essere visto ormai come luogo di cura, cioè il paziente deve arrivare in ospedale e nei reparti solo per avere il suo trattamento o cura che si voglia e poi essere affidato al medico di medicina generale o al territorio in genere. Anche perché insomma, molto spesso sono pazienti, come dicevamo, un po' entrati nella terza età e quindi hanno bisogno probabilmente anche di necessità speciali, insomma, di una presa in carico totale da parte degli specialisti. Sì, ma è altrettanto vero che il miglioramento e i progressi della medicina in genere hanno portato a una cronicizzazione di determinate malattie, aumentando ovviamente i costi per la società. Per cui per questo l'ospedale è limitato, deve essere visto come il luogo di transito dove il paziente riceve la cura e poi va destinato in luoghi in cui possa essere assistito al recupero completo. Certo. Dottor Piccoli, riassumiamo dunque quali sono le malattie che più frequentemente necessitano di una diagnosi e di un trattamento comune, in cui collaborano le equip, come abbiamo detto, di radiologia, urologia e poi anche eventualmente altri tipi di specialisti. Certo, un po' tutti i tumori delle vie urogenitali, però facendo diciamo, un riassunto, i tumori renali, specialmente quelli cistici che abbiamo visto l'utilità dell'ecografia con mezzo di contrasto, i cui poi i risultati vengono discussi nelle nostre riunioni multidisciplinari. Assolutamente il tumore della prostata, che abbiamo visto è il tumore più frequente oggi nell'uomo e quindi ci impegna maggiormente anche in ambito diagnostico. Dopo diciamo, la valutazione clinica urologica si innesca il percorso che il gruppo multidisciplinare prevede e diciamo, l'urologia ha dei posti riservati già all'interno delle nostre liste radiologiche, così che il paziente non ha bisogno di passare da una segreteria all'altra, ma direttamente le nostre segreterie pensano a dare al paziente tutti quegli appuntamenti che sono necessari. Ecco. Quali sono i punti in comune tra radiologia e urologia? No? Perché abbiamo detto che si parla sempre più spesso di presa in carico totale del paziente. Ma io direi che è tutto in comune, dalla diagnosi alla terapia, perché abbiamo visto che ogni esame ha delle peculiarità. Il gruppo multidisciplinare fa sì che tutti gli specialisti conoscano queste peculiarità e quindi in tutti i tumori diciamo, urologici. Non solo nelle patologie maligne ma anche nella benignità. Assolutamente, anche nella calcolosi che è una patologia benigna abbiamo un rapporto strettissimo sia in termini di diagnosi ma ancora di più in termini di trattamenti delle calcolosi. Infatti ormai si parla di team uroradiologici, ormai sono famiglie. È una vera e propria disciplina la uroradiologia oggi. Ecco, tra l'altro insomma il paziente, abbiamo detto, dalla diagnosi fino alla terapia, poi anche però nel decorso post-operatorio è totalmente preso in carico dall'equipe, con grandissimi vantaggi chiaramente per il paziente. Beh, certo, anche perché il paziente ha bisogno di essere seguito nel post-operatorio, immediato e anche successivo, no? Nel senso che vanno stabiliti degli step di controllo, di follow-up che vanno fatti a breve, a medio e a lungo termine a seconda del decorso della malattia. Un altro tipo di presa in carico è tipica nel tumore della prostata, ad esempio nella sorveglianza attiva. La sorveglianza attiva cosa significa? Si sente questo termine? Vede, ormai si fa tristamente riferimento alla capacità di un centro rispetto al numero di interventi che si fa. Questo è un aspetto. Nei percorsi diagnostico-terapeutici efficaci o nelle cosiddette prostate unit, la nostra ad esempio è iscritta alla Società Europea di Oncologia, è il numero di pazienti di sorveglianza attiva che va valutato, cioè il paziente
che è affetto da un microfocolaio su uno di quegli aghetti che prima indicava il dottor Piccoli, viene fuori un microfocolaio di un tumore a basso grado, Gleason, del grado poco cattivo, con un PSA inferiore a 10, questo non va messo in sala operatoria subito, perché sono pazienti che sono destinati o all'incontinenza o all'impotenza, no? Per cui si fa una sorveglianza attiva e si esegue l'evoluzione di questi pazienti nel tempo, vedendo il PSA e un'altra biopsia. 6 mesi, insomma, vedendo se vira verso un grado di malignità più importante, allora va in sala operatoria, altrimenti lo si continua a sorvegliare. Chiaro, chiaro. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono D'Alberto e lei e ai suoi ospiti un grande saluto. Buongiorno, prego. Volevo chiedere al dottore, io mi trovo con PSA alterato 1485. Allora, ho fatto la risonanza magnetica con contrasto e mi hanno trovato che alla base laterale destra ho una 8-9 millimetri di una ghiandola, voi chiamate tumore, questo fa un po' paura a dirlo, ecco. E mi hanno poi riscontrato la PRAS3. PRAS3. Sto aspettando che mi richiamino per fare una biopsia prostatica, è quella che dicevamo, di saturazione più cognitiva. Posso chiederle quanti anni ha? 69. 69, e da dove ci chiama? Da Oderzo. Da Oderzo. Grazie intanto per la sua telefonata. Chi vuole rispondere al nostro... Beh, diciamo che in questo caso la biopsia in fusion con la tecnica che dicevamo prima potrebbe essere un'ottima opportunità, andare a pungere questo nodulo a cui è stato dato questo grado, come dicevamo prima, di PRAS3, mi sembra di aver capito da quello che ha detto il paziente, e andare a fare una o più biopsie mirate su quel nodulo per vedere, diciamo, di cosa si tratta nello specifico. Quindi, visto che è stata fatta la risonanza, si può correttissimo, fare. Assolutamente. Ecco, lì l'importanza di aver fatto... io avrei fatto prima la biopsia, mi pare che il paziente non abbia fatto la biopsia prima. Avrebbe dovuto farla. Sì. Io avrei fatto prima una biopsia precedente normale alla risonanza e poi avrei fatto la risonanza, perché il PRAS3 ancora non ha un grado di cattiveria così, è più legato al fatto che abbia 14 e PSA, che 1+1 pone di più il sospetto. Certo. Di solito noi facciamo di prima un esame di primo livello, una biopsia con ecografia, una biopsia ecoguidata, poi si passa ai controlli e la risonanza magnetica la destiniamo ai pazienti che abbiano già fatto un tipo di percorso del genere, non subito la risonanza. Certo. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, ultima parte della nostra trasmissione insieme. Abbiamo parlato di tumori urologici, abbiamo parlato anche e naturalmente di diagnosi, di terapie, di nuove frontiere della medicina e proprio per quel che riguarda, dottor Piccoli, le nuove frontiere della medicina, le nuove terapie hanno sicuramente aumentato i tassi di guarigione e allo stesso tempo sono anche meno invasive rispetto al passato, è corretto? Certo, assolutamente. Sia quelle chirurgiche che quelle di radiologie interventistiche sono sempre meno invasive o invasive molto, diciamo, un'invasività molto bassa e quindi consentono anche delle ospedalizzazioni molto brevi del paziente. Per quanto riguarda appunto la tecnica che dicevo prima di utilizzare degli aghi con delle energie per andare a bruciare la neoplasia, è chiaro che però serve poi seguire questi pazienti con degli esami seriati. Si tratta in genere o di ecografie con mezzo di contrasto, come dicevamo prima, oppure di TAC, sempre con mezzo di contrasto, in modo da seguire nel tempo quella che è la risposta del tumore alla terapia interventistica. Però la ridotta ospedalizzazione e la poca invasività oggi è un passo
avanti veramente importantissimo ed è un'opportunità importantissima per pazienti che prima a causa delle si chiamano in medicina comorbidità, cioè per esempio una cardiopatia che controindica a un paziente con un tumore renale la possibilità di fare un intervento chirurgico, ha l'opportunità oggi con queste tecniche appunto di poter comunque essere guarito dalla neoplasia, cosa che qualche anno fa non era chiaramente possibile. Certo. Ultimi 3 minuti della nostra trasmissione per parlare di prevenzione ma anche di ricerca. La faccio partire da questo dato: 8 italiani su 10 non sono mai stati dall'urologo. Come sempre stili di vita corretti sono importanti, ma la prevenzione primaria. La prevenzione. Io come le dicevo prima non finirò mai di ringraziare le associazioni. La Lega Tumori, la LILT nel nostro territorio è molto attiva, sia a Conegliano che Vittorio Veneto, ovviamente e Treviso. E le società scientifiche sono molto attive sulla prevenzione. Abbiamo detto che sono state delle campagne mediatiche importanti per spingere cioè il futuro è la prevenzione, ci si ammala di meno facendo prevenzione o si guarisce meglio facendo prevenzione e migliorando gli stili di vita. Mi riferisco all'alimentazione e alle attività fisiche. In questo il cittadino deve essere chiaramente, la popolazione deve essere chiaramente particolarmente attiva. E come si dice, è il socio di maggioranza del sistema sanitario, nel senso che deve cominciare a vedere l'ospedale come una proprietà, per cui condividerne anche il bilancio in questo senso, quindi essere responsabilizzato sui costi e sul ricorso al sistema sanitario. Certo. Dottor Piccoli, ecco perché insomma anche da questo punto di vista la ricerca medico-scientifica in uro-oncologia deve essere maggiormente incentivata. Beh, è fondamentale, specialmente per vedere quelle che saranno le applicazioni future, sia in termini diagnostici che in termini di terapia. È chiaro che la grossa ricerca viene fatta in centri dedicati a questo, però anche all'interno delle nostre strutture, vedi quello di cui parlavamo prima che è l'esame ecografico con mezzo di contrasto, nelle nostre strutture abbiamo potuto andare a testare l'efficacia sia in termini diagnostici ma anche in termini di costo-efficacia di questo esame, che ci ha dato delle importanti riconoscimento a livello europeo sia da parte della Società Europea di Radiologia che di quella di Urologia, cosa che è abbastanza raro che entrambe le società riconoscano appunto l'appropriatezza di un lavoro scientifico, e ci ha permesso appunto di chiudere, come dicevamo prima, la diagnosi con un esame come l'ecografia, che è un esame di primo livello nel caso di tumori cistici del rene. Certo. Siamo in chiusura, voleva aggiungere Sì, volevo aggiungere che è importante questo per stimolare i giovani medici a restare negli ospedali. Io perlomeno sono di una certa età, e questo crea entusiasmo. Noi siamo fortunatissimi con i collaboratori che abbiamo, opportunità di crescita e anche di progresso nelle proprie capacità. Certamente. Siamo in chiusura, io davvero ringrazio il dottor Salvatore Valerio e il dottor Gianluca Piccoli, rispettivamente primario e direttore del UOC Urologia e Radiologia all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Grazie davvero, grazie anche a voi di averci seguito da casa, vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13, arrivederci.